E allora abbiamo il nostro Raffaele Bonomo, in arte Ralph P, candidato, come diciamo poc'anzi, alla miglior canzone per il sindaco del Rione Sanità, che vi invito, chi non l'ha visto al cinema, purtroppo, a recuperarlo su Rai Play, se vi è ancora. Film straordinario di Mario Martone, con una musica, come ho detto al suo autore, nonché delle canzoni, ma dei pezzi strumentali, molto anni 80, in stile Giorgio Moroder, Tangerine Dream. E quindi abbiamo Raffaele Bonomo, che è in Inghilterra, tra l'altro. Buonasera, buonasera, Ciao, In ciao Ralf. Inghilterra? buonasera a tutti. Con quel tempo lì sta in Inghilterra? Sì, 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 ultimamente paradossalmente il tempo in Inghilterra sembra proprio, sembra Napoli, ecco. Beh, Sente che ho la mancanza di Napoli, quindi e quindi Sarà il COVID che ha dato un tempo esatto. diverso alla Compensa almeno su questo aspetto. Infatti. Grazie, è un piacere averti qua con noi, Grazie Ralf. mille a voi, il serissimo. piacere è mio, il piacere è mio. Senti, io innanzitutto ti parlo da collega perché io ho saputo che quella del tuo Ralph P sa per percussioni. Siccome io Perfetto, sono un percussionista, quindi voglio perfetto, dire, benissimo, allora tu hai partita vinta, guarda, per quanto mi benissimo. riguarda. Cioè, percussioni quali Allora, esattamente? io ho iniziato a studiare congas con Mariano Caiano, attuale membro dell'orchestra italiana del 2011, no, molto nel 2005, chiedo scusa, sto confondendo con... Non è un Nel problema. 2005 ho iniziato con Mariano Caiano, poi ho conosciuto percussionisti come Ciccio Merolla, Giovanni Eh, Imparato, che mi hanno potuto un attimo trasmettere determinate cose, Peppe ma il mio Sannino, maestro... Peppe Come? Sannino, Peppe Non ho Sannino. avuto mai il piacere di conoscerlo, non ho avuto mai il piacere. Come dicevo, il mio maestro è Mariano Caiano. Quindi, Quindi tu hai sfiorato e anzi hai toccato con mano, anzi hai battuto il esatto, Naples esatto, esatto, Power, quello di Renato esatto. Marengo, che lo cita sempre, che lui è il mentore del Naples Power. Sì, il grande. Senti, ci racconti un attimo com'è nata la collaborazione? Allora, la collaborazione con il sindaco del Rione Sanità è nata con un provino che feci con Mario Martone. Ecco, appunto, sentivo proprio prima la cosa di portare in giro i brani, no? Io ce li ho, io sono nuova generazione, ce li avevo sul mio cellulare i miei brani. Feci questo provino dove pensavo in realtà cercassero un musicista, ma in realtà cercavano un attore. Io feci qualche esperienza come attore, ma in una compagnia amatoriale. E mi presentai al provino. Mario disse: Ok, cosa ci fai vedere? Forse ho frainteso perché io non ho molto da far vedere, ma più che altro da far sentire. E il grande maestro Mario Martone disse: Fammi sentire. E gli Mm, fece ascoltare uno dei miei brani che si intitola Niente Nuovo. mm. E da lì è nata poi la collaborazione, perché poi siamo stati in tournée 2 mesi, è partita tutto dal Nest a San Giovanni Tuccio, siamo stati poi a Torino, poi l'anno dopo abbiamo fatto 6 mesi di tournée, nella quale abbiamo girato veramente tutta l'Italia. Mm. Ed è nata già da lì, insomma, la La collaborazione. collaborazione. Mm. Esatto, esatto. Quindi è stata quasi conseguenza naturale, voglio dire. Esattamente, Eh. esatto. Il punto vero è Senti, perché ho partecipato pure come attore nelle mm, vesti di Opalumiello, quindi facendo proprio parte della scena, Mario disse un giorno: qua servirà una musica, e io mi proposi, dissi: Mario, io comunque niente nuovo, come l'ho fatta, posso provare a portarti qualche altra cosa, e ci ho provato, insomma. E Questo è poi quanto. c'è un uso, dicevo, te lo dicevo per telefono, Ralph, c'è un uso appropriato e perfetto nel film, perché poi effettivamente è un film teatrale, ovviamente è tratto da Edoardo De Sì. Filippo, e tu riesci ad entrare perfettamente in ogni singolo momento in cui la tensione sale, ma non vi è un dialogo, non vi è un momento di freno, di calma, ma tu riesci ad accompagnarlo ancora di più quella tensione lì e poi con una musica che tra l'altro è un rap non rap ed è uno strumentale non strumentale, perché in realtà è tutto un mix di Allora, tante cose. in realtà io stimo tantissimo chi fa rap, ed è, come dire, ed è una cultura perché il rap deriva dall'hip hop, e l'hip hop in un certo senso va vissuto, ed io l'ho vissuto per poter fare rap, però io mi ritengo un musicista, ecco, un percussionista che si esprime con il rap. Quindi
non mi limito in un certo senso in quelli che potrebbero essere gli standard, non per forza vissuti da chi, ecco, vive la trap in questo periodo, il rap. A me, se mi viene di fare un pezzo trap, magari lo faccio trap; se mi viene di farlo non so, con una congas, con un do stress latino, lo faccio latino. Quello che mi viene, in un certo senso, penso di essere naturale. Non so se mi sono espresso bene. Esattamente. Ecco, ci sarà un disco, in un certo senso, che era quasi pronto, purtroppo si è fermato come tutto, insomma, nel quale c'è persino un pezzo suonato con le tamurre di musica popolare, una tamurriata, sulla quale, insomma, io ci rappo, e ci sono dei ragazzi poi che fanno una strofa, insomma, una tamurriata scritta stesso da loro. Sono giovani, fanno anche loro un corso di tamurre in un centro, insomma, un centro educativa. Quindi... Senti, ti faccio una domanda che mi incuriosisce molto. Tu sei proprio del Rione Sanità? No, io sono di Miano, periferia nord di Napoli. Ok, no, a prescindere dal fatto che secondo me la lingua, la chiamo lingua, è napoletana, è pare nata per il rap, cioè è sbagliato il rap essere nato negli States, secondo me il napoletano è proprio perfetto proprio. Mi veniva in mente una cosa, un film, non so se ti è capitato di vederlo, forse ancora non è uscito, che si chiama Sistema Sanità, e si riferisce a tutte le esperienze che sono nate all'interno del Rione Sanità. C'è un teatro, cioè è stato in sostanza un rione che nel giro di qualche anno è rifiorito completamente, molto spesso attraverso l'arte, la musica, lo spettacolo. Questa qui è una cosa bellissima. Sì. Senti, ma te, quando ti hanno detto che eri in nomination, qual è stata la sensazione? Ma guarda, io poc'anzi sentivo Luca che diceva: io all'epoca mi vivevo le cose magari non le vivevo molto bene, magari, sai, l'emozione. Forse io sono in quell'epoca in cui non riesco a vivere veramente quello che sto vivendo in maniera concreta, perché preso tantissimo dalle emozioni. Quindi al momento sono veramente emozionatissimo. Quando lo seppi, vabbè, non lo dico nemmeno, nel senso, però... Immagino siano soddisfazioni grosse, eh? Sì, una grandissima soddisfazione, sì. E poi nel caso tuo è una nomination alla miglior canzone, ma in realtà è come se fosse una nomination a tutta la musica che hai realizzato per il film, perché poi hanno tutti una traccia comune che porta dall'inizio alla fine della trama, e sono molto legate, quindi anche la nomination, diciamo, è limitativa alla canzone, ma in realtà, secondo me, è proprio per tutto il lavoro che hai fatto. Sì, Ma in riferimento a quello che dicevo prima, che tu apparissi come ospite, ma perché, forse è stata anche una cosa spontanea, neanche tanto pensata, tanto ragionata, perché questa musica che un po' si rifà agli anni '80? Allora, io in realtà, come dicevo prima, io ho approcciato alla musica rap, insomma, nel 2009, nel 2008-2009, con degli amici che lo facevano da tempo, e quindi in un certo senso è come se io avessi appreso questa cultura dall'old school. Quindi è quello che se io devo produrre un beat o fare una produzione, io la faccio, ecco, old school, come citavi tu prima, il grande Giorgio Moroder. Quella è musica che a me mi fa venire i brividi. Quindi si sente. io provo in un certo senso a fare musica minimale, che possa in un certo senso arrivare più facilmente, non so se mi esprimo bene, al pubblico. Questo è quanto. L'hai espresso benissimo. Allora, io vorrei augurare il meglio per Ralph P, per stasera, ma pure per oltre, perché, ripeto, arrivare comunque alla nomination per me già credo sia una soddisfazione bellissima. Per proprio. me lo è, già è una grandissima soddisfazione. Essere in nomination con professionisti come Tom York e Diodato, Bruno Risas, cioè, voglio dire, nel senso, già è tanta roba. Hai già vinto. Esattamente. Hai già vinto, veramente. Esatto. Grande tanti auguri. Grazie prossima. mille. Alla prossima. A presto, grazie. Ciao. Goditi il tempo.
Grazie.